Bentrovati ancora una volta qui ad Artigianato Vivo, a Cison di Valmarino, e il nostro spazio qui con la sede di venetoglobe.com è quello dedicato agli amici artigiani che naturalmente animano e amano Cison di Valmarino e Artigianato Vivo. Ma è uscita amano perché parlavo con Silvana proprio di amore per Cison di Valmarino, perché ci vieni, ci possiamo dare del tu, da ben 8 anni, vero? Giusto? Sì, sono Parla più anni. vicino con il Sì, microfono. sono 8 anni che veniamo a Cison a fare artigianato vivo. Ci siamo innamorati, io e il mio compagno Marco, di questo posto. Siamo innamorati del posto, dell'evento, delle persone. In 8 anni siamo riusciti a farci un giro di clienti che sono diventati amici, vengono a comprare, a ricomprare, arrivano con la bottiglia del prosecco, con i biscotti. Ah, quindi lo conoscete anche voi? Sì, assolutamente sì, per cui ci teniamo moltissimo ed è un bellissimo momento dell'anno per noi, Per voi. veramente. Sì. Poi mi dicevi che vieni anche in inverno, no? Sì, vengo io a Natale e anche quello è un bel momento con persone diverse, però a parte gli addobbi natalizi di Cison che sono sempre di un gusto Bellissimo. particolare, sì, semplici, con legno, molto belli, e poi è anche quello un bel momento di vivere questo posto, assolutamente. Allora, Marco e Silvana, perché prima chiedendo ma la ditta, l'artigianato, come si chiama? Marco e Silvana. Marco e Silvana, sì, perché Marco fa le cinture, lui è tutta la sua vita che lavora il cuoio. Eccole qui le cinture, Esatto, che le vediamo passare. Esatto, mentre io sono Quella delle borse. sono quella delle borse che faccio ormai da 7-8 anni. E tutte e due lavoriamo, io dico sempre, con dei buoni materiali, con una buona manualità, ma anche con tanto cuore. Quello per quanto riguarda l'artigiano non sì, deve mai mancare, mai, no? assolutamente mai. Mi hai anticipato, questo è tutto cuoio di ottima fattura, di pregevole fattura, immagino. Sì, il cuoio è tutto con la concia al vegetale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un cuoio che è trattato col tannino, che è un estratto vegetale, invece che col cromo, che è una sostanza chimica. Per cui la concia al tannino è la vecchia concia che si faceva anche nell'antichità, per cui più lunga, perché ovviamente essendo un derivato vegetale aggredisce meno il cuoio, e di conseguenza in conceria ci mettono di più a renderla poi quello che è quando questo prodotto. Esatto. Quindi ricordatevi, quindi Marco e Silvana hanno questa peculiarità che c'è questa concia al vegetale, che è una cosa un po' particolare, importante, insomma, per... Poi il cuoio rimane un pochino più morbido perché il cromo, essendo un prodotto chimico, aggredisce di più il cuoio e lo rende un po' più secco, ecco. Invece, insomma, e poi noi diciamo sempre a tutti, è un po' meno di chimica che ci si mette addosso. Meglio, ecco. meglio. Concia al vegetale, quindi almeno siamo bio, Esatto. ormai diventiamo tutti bio tra poco, no? Un po' sì. Parlavi di 7-8 anni, tu sei di Torino, però sei andata ad abitare in Toscana. Per amore, immagino. Per amore. Va bene. Poi io prima facevo la grafica pubblicitaria, la pittrice. Proprio hai cambiato... Assolutamente tutto della mia vita, e piano piano mi sono avvicinata al cuoio e mi sono trovata un modo di fare le borse a modo mio, perché non cucio, le mie borse non sono cucite, sono tutto un pezzo, e me le faccio, Marco dice sempre che faccio le borse non da cuoiaia, ma da grafica. Cioè, sì, poi gioco con degli inserimenti, faccio queste borse con un po' questo mio gusto. Quindi ogni borsa, possiamo dire, è una cosa a se stessa, cioè sì, una cosa, è un capo unico, possiamo dire. Io non uso modelli, ogni borsa io la disegno direttamente sul cuoio, per cui può essere 1 centimetro di più, uno di meno, poi ognuna la vivo un pochino come... Questo è Marco? Questo è Marco, la vivo un po'
come una cosa a sé, giustamente. Poi Ma- certo c'è una linea, c'è È un chiaro. po', però sì. Ma quando facevi la grafica avevi capito di avere due mani importanti che riuscivi a fare queste cose o no? Sì, ho sempre detto che sono una tuttofare, mi piace tutto quello che è manuale. Manualità. Sì, 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 sì. Per cui costruivo cose. Inizialmente mi ero messa a fare della bigiotteria con pezzi da ferramenta, per cui molle, dadi dai bulloni, piccoli pezzi meccanici, e anche quando facevo la pittrice Sì? dipingevo città immaginarie in cui le case praticamente erano a forma di martelli, trapani, pezzi meccanici che Insomma, una andavo... grande fantasia, diciamo. Sì, ma sempre legata a queste cose belle, Toste, toste, dure, solide. solide. Sì, sì, sì. Senti, parlavi appunto di Toscana, della Sì. tua origine torinista. Sì. Juventus o Torino? Juventus. Va bene, ok. E com'è stato il passaggio da Torino a Massa Carrara e poi Ma i non- vostri clienti da dove sono? Ma non solo, perché io sono passata dal centro città a vivere in un borgo sulle colline, diciamo, di Massa, e sono passata dalla città di Torino, che comunque non sarà Londra e New York, Però ma insomma, sì, esatto, è una bella cittadina. ci sono tante cose, ha un posto piccolo con l'orto che io non avevo mai avuto, la terra, è tutto stato una scoperta fatta, diciamo, in età matura. Vabbè, ma meglio tardi che mai, no? Ah, Si sì, dice, no? sì. Dicevi che vi siete fatti un bel parterre di clienti Sì. qui da Cison di Valmarino, Sì. ma per quanto riguarda l'artigiano, gli artigiani, i clienti diventano, come dicevi tu prima, Sì, amici anche poi? Certo, sì, sì, assolutamente sì. Soprattutto qui a Cison, Mm. perché qua a Cison... Beh, qui c'è il Prosecco che aiuta, quindi è per quello, no? Sì, però diciamo che il primo anno che siamo venuti, non conoscendo il Veneto, non conoscendo la zona, non dico che eravamo un po' timorosi, ma un po' sì. Un po' Nel sì. senso che non sapevamo bene quanto saremmo stati accettati dal contesto. E invece è stato veramente un piacere. L'anno dopo che siamo tornati, la prima cosa che ci ha veramente colpito è che arrivando, non conoscendo ancora molti di qui, siamo arrivati, siamo andati a farci un caffè al bar La Prealpina qui. Appena siamo entrati la signora ci fa: "Oh, guarda chi si vede, bentornati", e io e Marco E da lì siamo rimasti E da lì vi hanno veramente conquistato e siete rimasti colpiti. 8 Esatto. anni, insomma non sono pochi, ma è Esatto. un po' una tradizione, perché vedo che anche gli altri artigiani che abbiamo ospitato 10, 15 anni, 20 anni addirittura, quindi direi che Certo. la tradizione c'è tutta. Allora, Marco e Silvana, il loro stand qui qui a Massa Carrara, qui a Cison di Valmarino, Artigianato Trevigiano, Artigianato Vivo, lo troviamo qui dietro, no? Sì, certo. Per chi ci può guardare, per chi ci può Certo. vedere, insomma, qui dietro alle case d'Escuso. Case d'Escuso, nel cortile delle Case d'Escuso. Noi siamo 8 anni che veniamo e siamo 8 anni che siamo in questo Fermi lì. cortile, Quindi che amiamo molto, speriamo di continuare a rimanere lì, perché ormai ci sentiamo un po' a casa. biciclette così ne hai costruite? Belle. Eccola là, che inquadriamo anche la bicicletta Esatto. con la pubblicità del circo che arriva, tra l'altro Esatto. molto molto bello. Bello. E si No, dicevi? Sì, del cortile, che in questi 8 anni ha avuto tutta una serie di artigiani che si sono così susseguiti, però con qualcuno che come noi è rimasto, si è creato insomma un rapporto anche lì bello. Ma che poi è quello che ho sentito intorno, insomma, anche sì. perché poi il cliente sa dove trovarvi, e quindi è Esatto, anche questo agevolato. è molto importante. Bene, allora Marco e Silvana, come vi dicevo, qui Case d'Escuso, 8 anni, noi ci vediamo il prossimo per il 9º anno, Assolutamente sarà sì. il 40° anno di Bellissimo. Artigianato Vivo, quindi immagina saranno, mi auguro, che tante festeggiamenti, feste. immagina il prosecco che prenderete dai vostri clienti, quindi Certo. immagina
a tutto questo e ti aspettiamo Esatto. qui il prossimo anno. Perfetto, sicuramente Grazie. sì. Grazie a tutti voi, grazie.